Dottor Leonardo Russo, una situazione veramente incresciosa, la mancanza dell'acqua dove abita lei da circa 30 giorni. Ecco, dove si trova esattamente la zona e come si vive anche questa difficoltà? Purtroppo questo è un problema che stiamo penso vivendo un po' tutti, una situazione molto difficile che purtroppo si è ulteriormente acuita nell'ultimo periodo in relazione alla siccità che, come sappiamo, si è verificata nel territorio agrigentino e non solo. È una situazione che sta diventando veramente molto complessa perché le turnazioni dell'acqua raggiungono anche punte di 30 giorni, per cui è realmente molto difficile affrontare questo tipo di problematica, risolvere tra virgolette anche quelle che sono le problematiche che nella quotidianità si vengono a determinare in relazione a ciò, e non è neanche tanto semplice poter ovviare al problema trovando delle risorse idriche che vengono chiaramente trasportate da persone che non possono garantire anche del tutto la qualità dell'acqua che viene portata, e quindi veramente una situazione molto difficile. Per l'amor di Dio non voglio segnalare questo problema per dare le colpe a chi che sia, però sicuramente questo deve far svegliare le coscienze, deve sicuramente necessita sicuramente di un intervento straordinario da parte della politica, non solo della politica locale, che penso possa essere in difficoltà in questo momento ed avere un raggio di azione sostanzialmente limitato, ma indubbiamente la politica a livello regionale e anche a livello nazionale devono affrontare in maniera immediata questo tipo di problema, perché le difficoltà non solo nell'ambito della quotidianità per gli abitanti della città, ma anche per gli operatori che lavorano nei vari settori turistici, nei settori alberghieri, penso che sia effettivamente si abbia raggiunto dei livelli di totale imbarazzo e difficoltà. Ecco, in che zona stiamo parlando esattamente? Localizziamola. La nostra zona è Cannatello, la zona iniziale di Cannatello, presso una via che è la via Celi, dove anche consultandomi con i miei vicini sostanzialmente abbiamo verificato lo stesso tipo di problema. Anche i miei vicini purtroppo vivono questa situazione difficile. Malgrado anche ognuno di noi abbia una riserva idrica importante, visto il fatto che viviamo in una zona con degli spazi all'aperto, malgrado questa dotazione tra virgolette di riserva abbiamo veramente grande difficoltà. Ripeto, io con questo vorrei che le coscienze un pochettino possano ulteriormente svegliarsi, che chi di dovere possa affrontare in maniera seria questo tipo di problematica, che possa portare avanti un percorso serio dove nell'ambito di quello che può essere il concetto di minimo rispetto della socialità, la pulizia da un lato, ma soprattutto l'acqua dall'altro lato, vengono ribaditi come necessità primarie che nell'ambito di ogni famiglia non possono assolutamente mancare. Sono contentissimo che questa città è stata individuata come capitale della cultura nel 2025, è un piacere per tutti noi agrigentini, ma indubbiamente la cultura non può fare a meno dei livelli minimi di socialità e dei livelli minimi accettabili per poter vivere una vita normale, e questo sicuramente non può prescindere dalla pulizia e soprattutto dalla disponibilità dell'acqua, che è un bene primario. Ecco, lei ha cercato di sensibilizzare gli uffici competenti, l'AICA, insomma sicuramente avrà fatto le sue richieste, ma purtroppo gli esiti sono stati negativi. Diciamo che chiaramente, essendo un problema che non riguarda solo noi, ma riguarda tutta la comunità, tutta la città e non solo, penso che come del resto anche le vostre emittenti ormai è assolutamente chiaro, è un problema che riguarda tutta la provincia. È chiaro che i tentativi di contatto con la consortile che si occupa della distribuzione dell'acqua, quindi con AICA, siano stati fatti non solo da noi ma da tutti. Ognuno di noi ha cercato di affrontare questa problematica mettendosi in contatto con l'ente che dovrebbe garantirci l'erogazione dell'acqua, ma purtroppo penso che è un problema che anche AICA in questo momento non può risolvere, perché probabilmente dovrà affrontare questo problema con la regione e con gli enti che sono deputati proprio alla risoluzione di questo problema, in primis penso Sicilia Ecco, Acque. la zona
dipende dalla distribuzione di Agrigento o di Favara? No, la zona dipende dalla distribuzione di Agrigento, noi siamo nel territorio di Agrigento e quella zona è chiaramente facente parte dell'area agrigentina.